A settembre compirà 100 anni e a Venezia, alla celebrazione del 205° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, si sono tutti alzati in piedi ad applaudirlo. Giulio Biasin, veneziano, è l'ultimo corazziere del penultimo re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Classe 1919, Biasin ha prestato servizio al Quirinale dal 1939 al 1943. Ora, nel 2019, l'ultimo corazziere del re è diventato commendatore della Repubblica, un'onoreficenza ricevuta davanti all'Associazione Corazzieri da una delegazione giunta appositamente da Roma. Oltre alla consegna delle onorificenze, la festa dei Carabinieri è stata occasione per tracciare un bilancio che nell'ultimo anno di attività si presenta in chiaroscuro. I reati calano in generale, ma alcuni sono in aumento, dalla droga alle truffe online. E ancora, i furti calano dell'11%, ma le rapine aumentano del 4,5%. C'è poi il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Le ultime operazioni eseguite sul territorio hanno confermato che il nostro è un territorio molto che fa gola a queste organizzazioni, e quindi noi abbiamo anche la fortuna, e questo lo voglio dire, di avere come collaboratori alcuni colleghi che sono stati già in servizio in aree sensibili come la Campania, la Sicilia e la Calabria. Peraltro oggi sono stati premiati proprio per attività di servizio svolte in quelle regioni. Per Lunardo la festa di oggi potrebbe rappresentare il commiato da Venezia. Questo potrebbe essere per me l'ultimo anno che sono a Venezia, dovrei essere reimpiegato a settembre in un altro incarico, e quindi, come dire, c'è un legame naturale, perché essere comandante è un grande onere, però è un grande onore soprattutto se si hanno dei collaboratori come quelli che ho avuto io.